Potrebbe essere il preludio ad un'ormai imminente costola italiana del PPE con le colombe del PDL ed altri delusi di Scelta Civica. Il convegno annunciato nel weekend a Villa Maschio di Villafranca Padovana dall'UDC è il lancio della nuova Casa dei Moderati, come l'hanno chiamata. A quel tavolo si confronteranno alcuni dei protagonisti del governo Letta, da Gaetano Quagliariello a Gianpietro D'Alia. Se ne è parlato forse un po' in anticipo perché Berlusconi sembra determinato a tenersi i suoi. Ma il percorso all'interno del PDL sarà un percorso che se lo vedranno fra di loro. Noi lanciamo invece quest'area moderata dei popolari, la lanciamo chiaramente partendo dall'UDC, ma in modo particolare con tutte quelle forze politiche, con tutte quelle persone che ci credono a una stabilità e a una prospettiva per la nostra nazione. Ci potrebbe essere una riedizione della prima alleanza del centrodestra, Forza Italia, Lega e UDC? Ma io credo che la Lega abbia altre prospettive, altri parametri e altre difficoltà altrettanto. Io credo che al di là dei partiti, di questo bipolarismo degli ultimi 20 anni, noi dobbiamo ricreare una soluzione diversa che vede molte persone impegnate in politica sia da una parte che dall'altra. Siamo proprio nel momento clou della manovrina nuova del governo, si è tornato a parlare di tagli alla sanità e di nuove tasse, forse con un altro nome. Ma credo che la discussione oggi sulla legge di stabilità vede molte sfaccettature. Non credo che si debba, per quello che mi riguarda, toccare la sanità, se non gli sprechi, che oggi ci sono ancora, però bisogna intervenire soprattutto sulle fasce più deboli e quindi non credo che si raggiunga l'obiettivo di tagliare la sanità, ma si devono raggiungere l'obiettivo di tagliare gli sprechi in tutte le parti. Questa crisi, secondo lei, è quotata? Cioè sarà effettivamente la nuova tassa di fine anno? Ma via l'IMU sulla prima casa, la rideterminazione della tassa sui rifiuti e insieme alle altre cose credo che bisogna rivedere il contesto della tassazione in tutte le sue parti, andando a diminuire le tasse sia ai cittadini che alle imprese, quindi anche il cuneo fiscale bisogna andarlo a ridurre. Credo che questo sia uno degli obiettivi che questo governo ha di fronte.